Uno strumento importante, importantissimo, a servizio della nostra polizia locale, a servizio dei carabinieri, un servizio che serve per prevenire ma anche questa volta per risalire ai responsabili di atti di violenza. Sono state le telecamere della zona, accanto alle testimonianze raccolte dai carabinieri, a consentire di stringere il cerchio sui protagonisti della rissa scoppiata la sera del 7 agosto al Parco delle Corti Benedettine sul retro dell'uomo di Mogliano, denunciato un italiano di 30 anni, pregiudicato un 29enne e 28enne marocchini. Alcol e futili motivi alla base della scazzottata che aveva creato non poca apprensione tra i residenti con scene da Far West. Proprio le Corti Benedettine restano sorvegliate speciali. Abbiamo anche in azione i nostri educatori di strada, abbiamo potenziato la sorveglianza di quell'area, è videosorvegliata, quindi insomma la situazione è molto migliorata. A Conegliano altro scenario, quello della zona calda del Biscione, dove i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 25enne marocchino, un divieto di dimora. L'uomo è sospettato di essere l'autore di una serie di furti commessi tra il novembre 2022 e lo scorso luglio nell'area del Coneglianese, soprattutto ai danni di negozi, cellulari e contanti, il bottino racimolato dal 25enne che nel 2023 ha già accumulato una quindicina di segnalazioni da parte delle forze di polizia, a suo modo un record. Ferragosto di controlli serrati anche per la questura di Treviso con l'impiego di personale sia in divisa che in borghese e con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova. Monitorati i parchi cittadini del capoluogo, un DASPO urbano è stato emesso dal questore nei confronti di un cittadino italiano sorpreso più volte in stato di manifesto ubriachezza in piazza Borsa, via Fumicelli e giardini di Sant'Andrea, aree nelle quali non potrà fare ritorno per 12 mesi. Segnalato poi un ventenne per possesso di hashish e due giovani che avevano con sé dei coltelli. Per tutti vale l'appello del sindaco di Mogliano. Lo ricordo a tutti i cittadini, quando si vedono certe scene, insomma, non basta segnalare sui social l'evento, bisogna assolutamente denunciare e formalmente denunciare presso la polizia locale o i carabinieri i fatti insomma, di violenza di cui si è testimoni.